Benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura. Abbiamo veramente il piacere di avere con noi il presidente dell'Ente Parco Colli Euganei, Massimo Campagnolo, con il quale affronteremo problematiche anche importanti, ma adesso chiediamo la prima cosa se ci può presentare il parco. Sì, ecco, il Parco Colli sicuramente è situato all'interno dei colli dove sono rappresentati 15 comuni, su 15 comuni in grande scala, dove prende sia la pianura che un po' la collina. Noi siamo ricchi di vigneti, abbiamo ulivi e comunque l'agricoltura nel nostro territorio è molto importante. Voglio dire, i Colli Euganei il Parco Colli rappresenta una vasta area che è molto importante per chi ci abita. È ovvio che dobbiamo puntare a valorizzare sempre di più quelli che sono i valori di chi ci abita, soprattutto all'interno. Ecco, il Parco Colli è una realtà importante, quindi natura, quindi bellezza, agricoltura, storia, cultura, è una realtà, e poi anche terme, perché Certo, tutto sommato sì. c'è anche l'area di Abano Terme, ecco. Però appunto abbiamo detto agricoltura, soprattutto vitivinicoltura. Questo è un periodo importante perché ci sono le vendemmie in atto, però c'è un tema molto significativo che coinvolge anche Veneto Agricoltura, perché Veneto Agricoltura, diciamo, è il supporto tecnico operativo al Parco dei Colli. Gli operai, ecco, che lavorano per il parco sono gestiti da Veneto Agricoltura. Diciamo, quindi abbiamo un problema, i cinghiali. Sì, è proprio vero quello che ha detto lei, abbiamo un problema a tutti i comuni, il cinghiale che va un po' a distruggere quelle agricolture e non solo, però posso dire grazie anche a Veneto Agricoltura stiamo facendo un lavoro ottimale. Infatti con i selecontrollori abbiamo modificato un po' le norme e adesso i selecontrollori sono molto più aggressivi, cioè uccidono più cinghiali. Il mese scorso ne abbiamo uccisi 287 su un mese, per cui un risultato importante. Speriamo di poter concentrare sempre di più questo risultato in modo da, dico, eliminare, che sarà impossibile, però è un problema che dobbiamo affrontare tutti assieme per risolverlo. Anche perché non è, voglio dire, non è un'attività cruenta, o meglio, certo che è un'attività cruenta, però in questo caso dovete sapere che i danni da cinghiale sono veramente notevoli. I cinghiali grufolano, come si dice, per terra, quindi scavano, ma veramente arano intere aree, ettari, quindi compromettono in questo caso le attività agricole. Sui Colli Euganei, faccio una battuta, sono ghiotti di uva e soprattutto di uva dolce, ma anche di uva nera, quindi interi raccolti rischiano di andare perduti, e per cui bisogna contenere un po' la presenza del cinghiale, che è una presenza da un punto di vista naturalistico importante, però tenuta sotto controllo. Ecco, per quanto riguarda il Parco Colli Euganei, però, Presidente, questa realtà appunto viene all'interno, si presenta all'interno però di una fauna importante nei Colli Euganei, no? La fauna è significativa e quindi rende quest'area naturalistica particolarmente attraente. Sì, dal punto di vista nostro, di tutti quanti, comunque voglio dire, viene attraente, abbiamo tantissime persone che arrivano da fuori colli, Vicenza, Padova, Rovigo, che vengono lì a passeggiare nei Colli Euganei. Qui sulla fauna ho visto anche personalmente che anche le persone esterne comunque stanno attenti a non andare a disturbare. Vedi la rocca pendice dove abbiamo quel falchetto che stiamo coltivando e sta facendo anche lui i suoi risultati, però la fauna da noi è ricca, abbiamo un po' tutti gli animali, a parte il cinghiale che ci rovina un po' i percorsi, però credo che il Parco Colli può solo andare in una direzione migliorativa. Visto che siamo in ambito agricolo, allora come sta andando la vendemmia? Lei immagino sappia. La vendemmia nei colli sta andando bene, abbiamo quest'anno, tra l'altro, parlando con gli agricoltori, visto le temperature e le piogge che sono state anche abbondanti, giuste, abbiamo un chicco d'uva molto buono, per cui sicuramente quest'anno avremo del vino, possiamo quasi dire vino DOC dei Colli Euganei. Molto bene, chiudiamo allora con un'ultima domanda doverosa peraltro. Ecco, ricordiamo che Vo Euganeo è all'interno del Parco dei Colli Euganei. Vo Euganeo è una capitale del vino, è una città del vino, peraltro fra poco arriverà anche
Presidente della Repubblica per così in qualche maniera significare anche il grande sacrificio che Vo ha fatto per il Covid. Ecco, possiamo dare un ultimo quadro, ecco, di questa situazione Covid all'interno del parco. Come tutti sappiamo, il Covid ha creato problemi a tutti i comuni, non solo quelli dei Colli Euganei. Abbiamo la fortuna che il 14 di settembre arriva il Presidente Mattarella, e questo riempie di orgoglio noi che siamo stati, specialmente Vo, che è stato colpito su questo purtroppo difficoltà del Covid, ma ricordiamo che comunque è giusto ricordarlo che il Presidente viene giù soprattutto per dare il via alle scuole, perché è questo il significato. Le scuole che partiranno da Vo, che ormai è diventato un punto fondamentale per tutta l'Italia e non solo, e da lì si parte con il Presidente della Repubblica. Grazie, allora chiudiamo qui questa pillola di Radio Veneto Agricoltura. Ringraziamo molto il Presidente dell'Ente Parco Colli Euganei, Massimo Campagnolo. Mimmo Vita vi saluta, l'appuntamento è a domani sempre con Radio Veneto Agricoltura.